Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane che questa settimana vi porta a fare la spesa, vi porta al mercato, a Treviso Mercati. I consumatori sono esigenti, vogliono sapere come acquistare e voi avete deciso di dar loro un nuovo servizio. Di che cosa si tratta, Presidente? Intanto buongiorno a tutti, si tratta di un servizio che a mio modo di vedere aiuterà il consumatore ad orientarsi nella stagionalità e nella qualità dei prodotti. Noi settimanalmente, con l'ausilio di un quotidiano locale, pubblicheremo una pagella che potrà aiutare, come dicevo prima, il consumatore a fare delle scelte oculate sia per qualità che per tipicità del prodotto. Ma quali sono un po' i criteri e poi i parametri che vi hanno guidato e che guideranno nella scelta e poi nella stesura di questa pagella che andremo ad affrontare? Ma i parametri sono di una semplicità banale, direi. Si parlerà della quantità di prodotto che c'è sul mercato, della stagionalità e della convenienza. Noi non parleremo mai di prezzi, ma parleremo semplicemente di quelli che sono in questo momento i prodotti che principalmente si trovano sul mercato, sempre con un occhio naturalmente al territorio e a quella che è la produzione locale. È un servizio anche per chi produce di qualità e con i criteri di legge. Ma in effetti quello che è successo nell'ultimo periodo ha messo soprattutto in difficoltà gli operatori seri, quelli che operano con correttezza e che sono sul mercato con serietà e capacità, e spesso sono coinvolti da battaglie nei confronti appunto del settore dell'ortofrutta che non li dovrebbe assolutamente toccare, perché posso garantire come ci sia molta passione nel nostro settore e che il primo fattore che fa sì che il nostro settore possa svilupparsi è la fiducia da parte del consumatore. Il consumatore non è niente di più che il cittadino e con questa operazione cerchiamo di rimettere in piedi quel percorso di fiducia proprio tra cittadini e produttori. Presidente, noi la ringraziamo, un progetto che parte da lontano, che siamo certi andrà lontano. Ci vediamo il primo servizio di Cronache Trevigiane, poi tornate qui, Treviso Mercati, andremo a conoscere il direttore generale e a capire qualcosa di più di Acquistare Informati. Arriva la primavera, ma non stiamo parlando di rondini, fiori e belle giornate, ma di un grande vino e di frizzanti bollicine. In una parola, della primavera del Prosecco. E sono le mostre del Prosecco il cuore pulsante di questa manifestazione. Cronache Trevigiane comincia il suo tour dalla 31esima mostra di Vidor e Colbertaldo. Prosecco che da quest'anno non è più Prosecco DOC, ma bensì Valdobbiadene di OCG. Io mi vanto e lo dico anche ai miei produttori che non siamo secondi a nessuno per la qualità. Qui da noi il Prosecco è veramente un prodotto meraviglioso. Premiati anche i migliori prosecchi della mostra, particolarmente significativo il premio al miglior spumante di Prosecco assegnato alla memoria di Mauro Bisol, giovane membro del comitato scomparso l'anno scorso a causa di un incidente stradale. La vittoria se l'ha aggiudicata la società agricola spagnola di Colbertaldo. Da Vidor ci spostiamo a Santo Stefano di Valdobbiadene, patria del celebre superiore di Cartizze. Un visitatore arriva a Santo Stefano prima di tutto per trovare la mostra che stiamo dando sempre più cura in qualsiasi particolare, oltre ovviamente alla zona che è una delle più belle del nostro comprensorio. Degustazioni di altissima qualità, ospitalità, convivialità, sono questi gli ingredienti della mostra del Prosecco di Santo Stefano. Una combinazione resa possibile dall'impegno dei tanti volontari, molti giovanissimi. Dai 18 anni in su abbiamo una grande quantità di ragazzi che entrano in Proloco, danno il loro tempo libero a disposizione per promuovere il nostro territorio, che è appunto l'obiettivo principale della Proloco. Non solo i ragazzi, perché abbiamo in cucina anche molte donne del paese che ci danno la loro disponibilità per portare avanti una mostra che dura 2 settimane. Ed eccoci rientrati, siamo in un altro angolo di Treviso Mercati dove abbiamo incontrato il direttore generale Cauteruccio. Con lui andiamo ad approfondire intanto il tema che abbiamo lanciato con il Presidente, quindi i prodotti avranno una vera e propria pagella, ogni settimana verrà stesa. Con quali criteri, direttore? Ogni settimana
i tecnici stabiliranno un paniere di 12 prodotti tra ortaggi e frutta. All'interno di questo paniere esprimeranno un punteggio che si basa su determinati criteri, quali la qualità, la stagionalità, la quantità, il rapporto qualità-prezzo, e su questi criteri esprimeranno appunto un punteggio. Questo punteggio, chiaramente espresso da ciascun tecnico per ciascun prodotto, verrà poi mediato alla fine in maniera da portare al consumatore finale una pagella con dei voti significativi circa gli orientamenti al consumo. E oltre alla pagella con i vari punteggi, che quindi daranno un'indicazione ai consumatori quali sono i prodotti che conviene acquistare, ci sarà anche un articolo mirato su un prodotto, su alcune curiosità e soprattutto anche su degli aspetti nutrizionali, perché degli enti partecipanti a questo progetto c'è anche l'ULSS 9 che darà il suo contributo circa appunto gli aspetti nutrizionali. www.acquistareinformati.it è un altro canale, magari perché è un po' più pratico delle nuove tecnologie, quindi usa un attimo di più internet. Anche lì si potranno trovare queste informazioni? Sì, oltre che sul quotidiano locale che pubblicherà al venerdì questa pagella, noi provvederemo ad inserire la pagella e tutti i consigli e gli articoli a corredo all'interno di questo sito internet che abbiamo costruito apposta, www.acquistareinformati.it. Grazie direttore, noi adesso ci vediamo insieme al prossimo servizio di cronache trevigiane e poi andiamo a parlare di questo progetto agli operatori del mercato. Cerchiamo di capire anche secondo loro perché questo progetto è importante. Ci rivediamo dopo. Soppresse, formaggi, marmellate, miele, frutta e salumi sono le piccole produzioni locali da oggi ancor più tutelate, grazie ad una legge regionale che permette agli agricoltori di produrre e vendere direttamente i loro prodotti. Un risultato importante ottenuto grazie all'impegno dell'ULSS 8. Ai nostri microfoni il direttore generale Renato Mason. È un modo per rispondere alle esigenze della comunità europea che aveva posto delle regole precise per la tutela del consumatore, per la salubrità del prodotto, regole che in un primo momento sembravano decisamente porre fuori gioco totalmente le nostre piccole produzioni locali. Il progetto è quello ambizioso, è quello di voler riuscire, e poi oggi stasera abbiamo visto essere riusciti, a fare in modo che queste regole della Comunità Europea venissero calate nella nostra tradizione, nel nostro territorio e con i nostri produttori. Sono tranquillo nel dire che ci siamo riusciti con l'aiuto di tutti. Il comune di Valdobbiadene è stato un partner fondamentale. Sentiamo il vice sindaco Pietro Giorgio Davì. Questa legge ha permesso a queste aziende di produrre e di vendere questi prodotti tipici. Molte aziende hanno potuto diversificare la loro produzione e oltre al prosecco possono produrre anche questi soppressi o formaggi o altri prodotti tipici. Il sindaco Bernardino Zambon ci illustra un progetto ulteriore per il futuro prossimo. Come non sarebbe possibile non raccogliere intorno anche un elemento di marchio tutta questa variopinta realtà delle produzioni e del paesaggio che ogni produzione in esso rappresenta. L'amministrazione sente l'impegno e anche la necessità di evidenziarlo attraverso la modalità di un marchio. Ed ecco un prezioso consiglio del direttore generale dell'ULSS 8 di cui è bene fare tesoro. Mangiare a chilometri zero, mangiare prodotti tipici con le garanzie di salubrità che abbiamo sentito, con le garanzie di qualità nutrizionali che abbiamo sentito, certamente è una cosa importantissima e aiuta tutti a vivere bene, a vivere di più e a vivere meglio.